Nella Casa dei Veneti, cioè Palazzo Ferrofini, questo palazzo prestigioso che ospita il Consiglio regionale, viene presentata un'altra casa, la Casa d'Este, che di stanza è a Este per cominciare, quindi siamo intorno all'anno 1000, ma poi vediamo si espande anche in altre province, in altre regioni, addirittura fuori dall'Italia. E per noi è motivo di orgoglio e di vanto il fatto di sapere che una parte della nostra storia in realtà si riverbera anche sul resto dell'Europa e ha lasciato poi delle tracce, delle vestigi importanti dal punto di vista artistico, architettonico. Pensiamo appunto che la Casa d'Este con la sua dinastia è riuscito a realizzare in più realtà d'Europa palazzi, quindi infrastrutture piuttosto che beni artistici, architettonici che ancora oggi fanno parte quindi di un patrimonio che noi dobbiamo in qualche maniera valorizzare e conoscere. E un modo per conoscerlo è proprio questo, attraverso la presentazione del libro di Pino Garavello, un appassionato che ci dimostra come dallo studio del territorio noi possiamo trarre quegli elementi che poi fanno parte della nostra storia e ci danno quindi anche un'identità. La scintilla è nata quando un amico, circa 20 anni fa, mi prestò un libro piuttosto voluminoso che si intitolava Storia di Este e del suo territorio, che era stato scritto da un amministratore estense vissuto fino al 1860. E in questa storia di Este aveva parlato dei legami di parentela tra Casa d'Este e i reali inglesi. Ecco, è stata questa la scintilla che mi ha spinto a fare ulteriori ricerche e nel fare le ricerche ho fatto ulteriori scoperte abbastanza clamorose. Ecco. Il lettore, mi riferisco ai miei concittadini di Este che possono scoprire eventi della storia di Este particolari e sconosciuti. Ecco. Dopo per una persona qualsiasi può sempre trovare degli episodi interessanti perché di pagina in pagina ci sono sempre anche a volte degli aneddoti che possono essere di interesse per tutti. Ci ricordiamo che la Casa d'Este, lungo la sua epopea, ha lasciato dietro di sé monumenti. Sì, ha lasciato parecchi monumenti in Este e dintorni, anche fra la provincia di Padova, di Rovigo, ma poi moltissimi in Ferrara e anche nella provincia di Ferrara ha lasciato una serie di dimore estive, di case di vacanza che si chiamano le Delizie Estensi, famosissime Delizie Estensi della provincia di Ferrara. Senza parlare dopo di quello che hanno lasciato fra Modena, Reggio e i loro territori. E a questo punto mi viene da citare, andando più giù in Italia, nel Lazio, che un componente, un cardinale, Ippolito II d'Este, un cardinale di questa famiglia, ha trasformato un vecchio convento nella famosa Villa d'Este di Tivoli, quella dalle 100 fontane, eccetera, ecco, famosissima. Ecco, quindi questo tanto per citarne uno.